Siamo in uno dei piccoli tempi del gelato dell'Alta Marca Trevigiana, qui col signor Ezio Peruc e la sua famiglia che quest'oggi festeggiano 30 anni di attività a Barbisano. Però è una storia molto lunga che trova la sua origine nel tempo in Germania, a Trieste. Ci vuole raccontare qualcosa? Beh, prima di tutto a Trieste, una gelateria molto storica, Zampolli in piazza Cavana. Nel 73 ho cominciato la mia gavetta da gelataio in laboratori dove che esisteva ancora le uova, il rame stagnato con i pentoloni e là. Quindi lì hai imparato questa professione. Lì ho cominciato la mia professione, la mia gavetta e poi ho girato per la Germania, in Olanda, a Roma nel centro logistico ricreativo dell'esercito e poi sono arrivato a Barbisano, a Pieve di Soligo. E a Barbisano quante gelaterie c'erano all'epoca? Nessuna, l'abbiamo creata io e mia moglie e siamo ancora noi a gestirla. Quindi lei ha affiancato suo marito fin dall'inizio. Quanti anni avevate quando avete aperto? Beh, è 31 mio marito e 26 io, cioè 25-26 e 30-31. Abbiamo iniziato questo percorso credendo in quello che volevamo fare e nonostante tutto che qualcuno ci diceva anche che eravamo pazzi, perché non c'era la cultura del gelato, era un optional, quindi c'era da calcolare bene anche come far trattenere le entrate, perché non era così facile. Andare avanti. Sicuramente in 30 anni ha visto cambiare Barbisano, ha visto cambiare Pieve di Soligo e insomma tante persone qui hanno fatto la loro storia. Penso a qualche incontro, gli innamorati, gli anziani, le mamme con i bambini. Qualche aneddoto ce lo vuoi? In questi 30 anni si può dire che abbiamo visto tanti ragazzi scendere anche dall'autobus con lo zaino e ora ce li ritroviamo già grandi, con figli grandi che vanno loro a loro volta adesso alla fidanzata, fidanzato, qualcuno anche in classe è nostra figlia, però li abbiamo proprio visti fare il percorso anche del fidanzamento e era il loro punto di incontro qui a Barbisano, di venire su questo chiosco, mangiarsi il gelato. E poi le chiacchiere, le indiscrezioni di paese. Sì, li ho visti proprio crescere sti ragazzi. Con il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldano, oggi un momento importante per la comunità di Barbisano, ma per tutto il territorio di Pieve di Soligo, 30 anni di un'attività, insomma, al giorno d'oggi non è mai scontato. Assolutamente no, e anzi tantissimi auguri a Ezio e a Loredana, a tutta la loro famiglia e gli addetti che in questa gelateria da 30 anni lavorano per la comunità, in un periodo in cui sappiamo tutti che non è facile mantenere aperti i negozi di vicinato. Loro lo danno prova con serietà, professionalità e un prodotto di altissima qualità. Quindi grazie e buon compleanno ancora per questi 30 anni. Vice Sindaco Cigagna, lei che ricordi ha di questa gelateria? Allora, ricordo che sono arrivati a Barbisano 30 anni fa, ovviamente, avevano aperto questo piccolo laboratorio artigianale proprio qui vicino e poi quando hanno deciso di aprire la gelateria vera e propria, devo dire che ho pensato che si è trattato finalmente di una presenza diversa rispetto ai locali pubblici, bar, osterie che c'erano in paese e che avrebbe risposto a quella che era la necessità, per esempio, delle mamme con i bambini di venire a prendere il gelato, di fare merenda, delle signore di bersi un caffè in un ambiente confortevole e tranquillo e quindi hanno saputo intercettare quella che era una domanda del paese, di Barbisano, e l'hanno interpretata in questi 30 anni, ritengo, in maniera egregia, diventando uno degli elementi caratteristici della nostra frazione. Col signor Longo dell'Ascom Confcommercio Valdobbiadene Conegliano. 30 anni per un'attività non sono pochi, qui a Barbisano è ancora più importante perché si tratta di una piccola comunità. Assolutamente sì, è l'esempio di un'azienda radicata nel territorio, per di più, come diceva lei, in un contesto piccolo di frazione, dà valore e importanza all'attività stessa, ma soprattutto come presidio per la comunità, perché è un punto di aggregazione, di ritrovo e quindi mantiene viva la città e quindi paesi come Pieve di Soligo e la frazione di Barbisano. Questo ci dà la forza e abbiamo rinnovato ancora il locale per andare ancora avanti altri 30 anni. Quindi senza la passione non si va da nessuna Senza parte. la passione non si va da nessuna parte. E ringraziamenti chi ringraziamo? A tutti i clienti che ci hanno sostenuto in questi anni. Ecco. Sì. E hanno creduto in noi, perché essendo su un paesino che sinceramente bisogna anche venire apposta qui da noi, cioè è una grande cosa questa.